Benvenuti a tutti, anche se diciamo è una ripetizione perché vedo che la maggior parte sono solo i soci del circolo, ma non fa niente. Questa sera non dovevo essere io a parlare, doveva essere Zoccoletto che doveva presentare gli statuti di Ceneda, ma purtroppo ha avuto dei disguidi con l'Archivio di Stato di Venezia che non gli hanno concesso non so che autorizzazione e quindi è rimasto in 13 e allora lo sostituisco io. Dunque, l'argomento vi parlerò dei Templari a Mantova e soprattutto di una particolarità, cioè la loro presenza in un convento femminile. Non che diciamo fosse una novità, perché i Templari, noi lo sappiamo sia dalla Francia, dall'Inghilterra, dalla Spagna, hanno avuto donne al loro interno. Però non si è mai appurato con chiarezza quali compiti avessero queste donne nell'organizzazione templare. Noi pensiamo che fossero addette più che altro, diciamo, all'organizzazione nel pellegrinaggio delle donne e dei bambini, cioè avessero mansioni di questo genere, perché non è che avessero mansioni combattenti. Quindi vi parlerò della presenza templare a Mantova. Abbiamo scarse notizie dell'inizio e soprattutto diciamo, l'insediamento è molto tardivo rispetto agli altri insediamenti, perché noi sappiamo che in Italia i Cavalieri del Tempio si sono insediati in genere intorno al 1140. Ecco. Perché diciamo, l'insediamento templare a Mantova è stato tanto tardivo? Perché parliamo addirittura del 1250. Ecco, è stato tardivo per due motivi. Un motivo geografico e quell'altro politico. Il motivo geografico era dovuto al fatto del fiume, il fiume Mincio, che straripava da tutte le parti. Non c'erano opere di bonifica, non c'erano opere di contenimento, quindi questo fiume faceva quello che voleva. Ecco, diciamo, il centro della città che emergeva restava spesso e volentieri isolato da tutto il resto delle zone abitate. Quindi il fiume tracimava e naturalmente creava un grandissimo disordine. Solo nel 1198 l'architetto mantovano Alberto Pitentino iniziò l'opera idraulica che fu completata però appena nel 1230 e portò finalmente un cambiamento vantaggioso per la città. Furono creati i laghi di sopra, di sotto, di centro, ecco, e si poté mettere in comunicazione quello che era il centro di Mantova con appunto gli altri rioni. E soprattutto furono costruiti ponti in legno, poi muratura, per facilitare gli spostamenti tra i borghi e la città stessa. E nel 1200 il comune divise la città in 4 quartieri: di Santo Stefano, Città Nuova, di San Giacomo, di San Martino e di San Leonardo. Ecco. L'altro motivo che non favorì l'insediamento templare, diciamo, abbastanza precoce nella città di Mantova fu di ordine politico. Ordine politico perché questi avevano un vescovo mantovano, Garsendonio, che apparteneva al partito imperiale, quindi era un ghibellino. E naturalmente lui era stato scomunicato nel 1162, deposto nel 68, però ritornò a Mantova e addirittura divenne podestà, questo vescovo. Quindi praticamente la forza dei ghibellini era diciamo imponente. Lui naturalmente muore nel 1187 e appena allora viene chiamato un forestiero a ricoprire la carica di podestà. E naturalmente altro grosso impedimento all'insediamento dell'ordine crociato erano le continue lotte tra Guelfi e Ghibellini.
Ecco, soprattutto il contado era monopolio dei ghibellini, che naturalmente combattevano contro quelli che stavano nella città. Quindi uno stato totale di disordine sia dal punto di vista geografico, naturalistico, che dal punto di vista politico. Non abbiamo documenti certi che ci dicano quando i Templari si stabilirono a Mantova, però una serie di avvenimenti e di circostanze ci fa ritenere che sia stato il marchese Gottifredo dei Lupi di Soragna, ecco, maestro del Tempio in Italia nel 1244, a favorire la costruzione dell'ospitale del Tempio in Mantova. Noi sappiamo che i Lupi di Soragna, questi marchesi che stavano appunto, avevano il loro castello nella zona di San Donnino di Parma, ecco, erano una famiglia molto importante. Difatti Fra Salimbene de Adam li ricorda, ecco, e dice appunto che erano nipoti di Messer Bernardo di Rolando Rossi, che era cognato di Papa Innocenzo IV. Lui nomina questi 5 fratelli, che erano appunto Ugo, Guido, Rolando, Monte e Gottifredo. Di Gottifredo lui dice: costui fu nell'ordine dei Templari grande, potente e molto considerato. Tutti questi soprannominati, cioè i fratelli, io ho visto e conosciuto, ed erano chiamati i Marchesi Lupi di Soragna, che era un paese nel quale avevano le possessioni sotto Borgo San Donnino. È utile ricordare che diciamo, la casa templare di Carobiolo o Borgo San Donnino era una casa templare molto importante, intitolata a Tommaso Becket, perché si trovava su un diverticolo della Francigena per raggiungere Roma, ed era quello che veniva usato dai pellegrini inglesi. E tra l'altro ci racconta appunto la storia che quando Tommaso Becket andò a Roma per parlare col Papa, appunto raccontargli di tutte le angherie che gli faceva Edoardo II d'Inghilterra, ecco, passò appunto per la precettoria templare di Carobiolo. Loro avevano una grande devozione a San Tommaso Becket, e difatti, se ve lo ricordate, da quella conferenza che ha fatto Nicola Pezzella, era effigiato nella casa templare di Treviso, appunto San Tommaso Becket. Quindi sarebbe stato appunto il marchese Gottifredo Lupi, precettore maestro d'Italia dei Templari, a far sì che i Templari si insediassero in Mantova. E difatti, tra l'altro, c'è anche una notizia di uno storico locale, lo storico mantovano, si chiama Stefano Davari, nel quale appunto lui dice che l'ospedale, appunto, secondo lui era stato fondato dal maestro Gottifredo Lupi, perché era, diciamo, questa famiglia si era insediata in Mantova, e lui scrive: dove si congiungevano le strade del rione di Sant'Egidio, oggi via Mazzini, via 20 settembre, San Giovanni del Tempio, eccetera, sorgevano le case dei Lupi di Parma, marchesi di Soragna, unite fra di loro da cavalcavie che erano dette le volte dei Lupi. Questa famiglia venne a Mantova molto probabilmente nella seconda metà del XIV secolo, e quindi coincide con la fondazione dell'ospitale del Tempio. È bene anche precisare che membri del casato dei Lupi di Soragna furono podestà di Mantova proprio negli anni in cui si ipotizza la fondazione dell'ospedale del Tempio. Sopramonte dei Lupi, marchese di Soragna, fu podestà di Mantova nel 1243 e 44, e Rolando de Lupi ebbe il medesimo incarico negli anni 52 e 56. Morì poco dopo aver assunto l'incarico per la seconda volta, e a concludere la sua podesteria fu chiamato il nipote Ugolino, figlio del fratello Sopramonte.
Sempre secondo Davari, ai Templari avevano il loro ospitale su questa strada di Sant'Egidio fino dal 1259. Però sentite come la data è tarda rispetto a tutti gli altri insediamenti templari italiani. I Giovanniti arrivarono molto tardi, arrivarono appena dopo la soppressione dell'Ordine del Tempio e difatti costruirono la chiesa di San Giovanni, che venne chiamata San Giovanni del Tempio, appena nel 1391, perché era adiacente all'ospitale del Tempio. Questa casa giovannita fu soppressa nel 1786 e convertita in casa privata. E naturalmente non abbiamo nessuna documentazione che i Giovanniti fossero presenti a Mantova, diciamo, prima di questa data così tardiva. E naturalmente abbiamo un altro documento che ci dice come il 20 agosto del 1252 il vescovo di Mantova Martino da Parma concesse dei territori a dei cittadini, concesse delle terre nel contado, e presente a queste donazioni c'era appunto il marchese Fra Cottilfredo Lupi dell'Ordine del Tempio. Abbiamo solamente a suffragare questa presenza due documenti. Uno appunto che è un testamento del 2 febbraio 1259 e il secondo atto è un altro testamento del nobile Moretto dei Calorosi. I Calorosi erano una ricchissima famiglia di Mantova, del 1260. Ecco. E qui abbiamo parlato dell'ospitale del Tempio. Adesso abbiamo invece il fatto più curioso dell'insediamento templare. Dunque è un insediamento unico, un convento femminile chiamato San Giovanni Evangelista in Insula Corno, che dopo il 1519 era chiamato alle Carrette. La nascita di questo convento a settembre del 1100. Poma Visconti, una ricchissima vedova, figlia del defunto Zenone, che era un cittadino di grande prestigio a Mantova, ecco, donava, prima costruiva la chiesa di San Giovanni Evangelista e poi donava a questa chiesa vari terreni e immobili per il sostentamento della badessa Agnese e della monaca Bona. Quindi abbiamo una chiesa che viene costruita da questa ricchissima vedova, un convento che ha due sole monache, una madre badessa e una suora. Ecco. Naturalmente nel maggio del 1107 Papa Pasquale II elargisce un privilegio a Poma e alle sorores che stanno nella chiesa di San Giovanni Evangelista de Cornu, perché si chiamava Insula Cornu, cioè perché era come un territorio che sembrava che si allungasse nell'acqua. E il pontefice in questo scritto, dopo aver riconosciuto a Poma il merito di aver provveduto all'erezione della chiesa di San Giovanni, concedeva al Tenobio la sua protezione dietro corrisponzione di un censo annuo di 2 lucchesi e sottraeva questo convento alla giurisdizione del vescovo di Mantova. Questo convento sarebbe stato d'ora in avanti sempre soggetto alla Camera Apostolica, cioè dipendeva direttamente dalla Santa Sede e doveva pagare ogni anno 2 soldi lucchesi. Naturalmente lo vediamo anche nel 1128 che viene ribadita questa sudditanza della Camera Apostolica, perché loro pagano al cardinale Rustico appunto questo censo di 2 soldi lucchesi. E naturalmente risulta chiaramente dallo scritto di questo cardinale che questo convento non dipendeva dal vescovo di Mantova, ma direttamente dalla Santa Sede.
La comunità non fu mai molto numerosa. Nei primi decenni del XIII secolo non superava le 7 unità, quindi solamente 7 monache. E gli spazi monastici erano costituiti dalla chiesa, dal convento, chiostro, dormitorio, cortile, portico, frutteto e orto. Da alcuni documenti vediamo che non era obbligatoria la clausura. Le monache difatti si recavano per atti inerenti all'andamento del convento sia in Mantova che nel contado, dove il monastero aveva numerose proprietà. Difatti i terreni dipendenti dal monastero erano situati sia vicino nei dintorni propri di Mantova, ma anche in località come Porto, Marmirolo, Goito, Sette Frati, Ceresara, Bonfisso, Cortancolfo, Romanore e Trevenzuolo nel Veronese. A Ceretto di Marmirolo ancora adesso esiste un ricordo nella popolazione che apparteneva a Iura Feminarum de Templo, cioè apparteneva di diritto alle femmine, alle donne del Tempio. Ecco, quindi questo era un posto che apparteneva. La gestione del patrimonio fondiario era affidata in parte al castaldo del monastero, ma spesso e volentieri erano le stesse badesse che si spostavano da Mantova per controllare le proprietà conventuali del contado. Quindi questo convento non aveva la clausura, erano libere di andare e fare. Però diciamo che non sono mai state molto numerose, difatti hanno sempre oscillato tra le 4 e le 12 suore, cioè questi numeri molto ristretti. Nella seconda metà del XIII secolo inizia per questo monastero un periodo di gravi difficoltà, soprattutto acuite dai rivolgimenti e i disordini della città di Mantova, e naturalmente abbiamo le lotte tra le grandi famiglie, perché i Bonacolsi stanno prendendo il sopravvento su tutte le famiglie della città di Mantova, e quindi cominciano anche loro ad avere un controllo specifico sulle entità ecclesiastiche. Probabilmente anche si sono intromessi nella gestione di questo monastero. Le guerre e le discordie civili avevano reso deserto il chiostro e le monache erano solo 4. Pertanto la badessa Bonaventura da Goito decise di sottomettersi all'ordine del Tempio. Il 28 settembre del 1281 questa badessa, assieme alla monaca Ricca de Copatri, i Copatri erano una ricchissima famiglia nobile di Mantova, si recarono a Verona, nel convento di San Fermo Minore, ove affermarono che in quel periodo vi era grande discordia e guerra civile in Mantova e che la loro comunità religiosa era afflitta da una terribile miseria. Quindi, per evitare altre oppressioni e violenze, essi affidavano il loro monastero a Fra Bianco da Pigazzano, Domus Militiae Templi in Italia Generalis Magister. Bianco da Pigazzano è il maestro generale di tutti i templari d'Italia. Naturalmente tenete presente che la circoscrizione dei templari per l'Italia era divisa in due blocchi. L'Italia settentrionale, che arrivava fino al patrimonio di San Pietro, e poi il Regno delle Due Sicilie, che era aveva un altro maestro appunto del Regno di Sicilia. Ecco, qui stiamo parlando appunto di Bianco da Pigazzano, che è il maestro, quella che potremmo dire l'Italia longobarda, ecco, quindi il centro e il nord Italia.
e naturalmente queste suore affidano il monastero Bianco da Pigazzano perché venisse riformato, così è scritto sulla pergamena. I templari presenti all'atto erano fra Bonvesino, che era un cappellano, fra Pietro da Montecucco, precettore di Modena, fra Giovanni, precettore di Valeggio, perché Valeggio è poco più su, è su Mincio, ecco, fra Benvenuto, fra Alberto e fra Albertino Diacono. Vi erano anche dei laici presenti a questo atto, che erano Alberto da Desenzano, Marchesino di Montichiari, Benvenuto e Vivaldino di Mainardo di Montichiari, in qualità di fedeli ussori e principali debitori delle monache. Questi qui quindi avevano parecchi debitori. Il maestro assegnò alla badessa e alla sua consorella una certa somma di denaro e una quantità di cereali che esse avrebbero sempre potuto ricevere in qualsiasi città ove si fossero stabilite, che fosse Mantova, Vicenza o Padova, e una casa posta nelle vicinanze della chiesa di San Vitale appartenente ai Templari. Noi sappiamo che San Vitale era la precettoria templare di Verona e lì vicino lui gli dà una casa che era proprietà templare. Oppure, se non volevano questa casa vicino a San Vitale, lui gli offriva 100 soldi per pagare l'affitto di una casa di loro scelta dove abitare. Questo è una bella pergamena che si trova all'Archivio di Stato di Milano. Non si sa perché tutto l'incartamento di questo monastero di Mantova si trova a Milano. Il 12 novembre del 1281, quindi siamo 2 mesi dopo questo primo atto, ecco, nel chiostro di San Giovanni Evangelista di Mantova vediamo già scritto della milizia del Tempio, quindi ha già cambiato, diciamo, direzione. Fra Bianco da Pigazzano ordinava che alle altre suore rimaste nel monastero di Mantova, che erano suor Remanese di Mariani e suor Bartolomea, quindi abbiamo 2 che sono andate e 2 che sono rimaste, fosse versata ogni anno una somma di denaro e delle derrate alimentari necessarie alla loro sopravvivenza. Inoltre veniva loro riservata una piccola parte del monastero da adibire a dormitorio, un cortile e il coro di Santa Maria Vergine posto all'interno della chiesa di San Giovanni nei pressi del campanile, da dove avrebbero potuto assistere agli uffici divini. Veniva inoltre ordinato che tali spazi fossero racchiusi da un muro da erigersi affinché le monache possano vivere oneste e religiose come si conviene a delle donne a Dio devote. Ecco. Ci preme precisare che era trascorso meno di 1 mese e mezzo e l'intitolazione del monastero era già stata modificata e trasformata in una domus o precettoria appartenente in toto alla milizia Templi. A questo punto però si impone una riflessione. Come mai le 4 suore del convento di San Giovanni si divisero? Perché, insomma, 2 sono andate da una parte e 2 sono rimaste. Forse la separazione fu causata da dissapori tra le monache ed esse preferirono separarsi, oppure decisero di lasciare 2 di loro a presidiare il cenobio per future rivendicazioni. Questo ci viene spontaneo pensando a quello che è successo dopo, perché appunto vedremo che tante volte le donne sono maliziose e quindi pensano qualcosa di poter usufruire in un secondo tempo. I Templari poterono disporre di quasi tutto il patrimonio fondiario spettante a San Giovanni. Tutto procedeva per il meglio sino al 22 settembre 1294, sono passati 13 anni, quando nel capitolo del convento delle suore del monastero di San Giovanni de Cornu venne eletta badessa Ricca de Copatro. Ricca de Copatro è praticamente è la suora che era andata a Verona, diciamo,
assieme alla badessa Bonaventura da Goito per siglare gli atti col maestro dei Templari. E naturalmente una cosa stranissima, vediamo che le suore presenti all'elezione sono 3: Bartolomea, Remanesia e Umana. E naturalmente l'unica suora nuova è suora Umana, le altre sono le suore vecchie. La nuova badessa inizia una politica volta a riottenere lo status e i beni del monastero. Difatti assistiamo ad una cosa strana. Il precettore di San Giovanni di Mantova, dell'Ordine del Tempio, che cosa fa? Va a risiedere nel castello di Goito. Quindi, diciamo, lui si sposta e da lì gestisce naturalmente tutto il patrimonio fondiario del monastero. E difatti anche 3 anni dopo, nel 1297, noi vediamo che ancora Fra Giovanni dell'Ordine del Tempio si trova sempre nel fortilizio di Goito, dal quale appunto gestisce il convento, gestisce tutti i possessi. Nel 1301 però il precettore era cambiato ed era il cappellano del convento che si chiamava Fra Guglielmo, è lui che noi lo vediamo come precettore della casa. Nel frattempo le suore si erano nuovamente riunite nel convento di Mantova, dove la convivenza con i Templari era diventata motivo di aspri contrasti. Praticamente litigavano dalla mattina alla sera. La domenica 3 ottobre del 1301 la badessa Ricca, le altre suore e il loro cappellano si trovavano nella chiesa del monastero dove si celebrava l'ufficio dei Vespri. Improvvisamente 2 frati templari, Fra Alessandro e Fra Giovanni, armati di bastoni, forconi e coltelli, entrarono in chiesa scagliandosi contro la badessa, il prete e le monache. I 2 templari con violenza trascinarono fuori dalla chiesa picchiandoli e prendendoli a schiaffi i presenti, e Fra Giovanni con un coltello colpì suor Remanesia. Questo appunto il fattaccio che avvenne nel convento. Però tenete presente che le suore erano 4, cioè non era chissà tutta sta grande presenza. Pochi giorni dopo la badessa chiese all'arciprete vicario della chiesa di Mantova, facente funzioni del vescovo in sede vacante, di prendere provvedimenti contro i 2 frati templari. Inoltre la badessa presentava diciamo, un vero e proprio reclamo, dicendo che nel convento mancavano gli spazi necessari alla vita claustrale e che le monache non potevano vivere secondo le costituzioni papali emanate da Papa Bonifacio VIII, che imponevano loro la clausura. Questa era una barzelletta, perché era un ordine, non avevano mai avuto la clausura. Adesso questa qui si arrampicava sugli specchi, diciamo, sostenendo che avevano necessità della clausura che non avevano mai avuto prima. E la badessa Ricca rivendicava la parte del monastero detenuta dal 1281 dai Templari. I 2 frati non si presentarono e furono dichiarati contumaci, ma nessuno prese provvedimenti. Mancano i documenti del seguito della vicenda, quindi non sappiamo se ci sono state altre cose. Teniamo anche presente che in quel momento la sede di Mantova era in sede vacante perché il vescovo non c'era, e ogni tanto a Mantova avevano sempre problemi con l'elezione del vescovo perché appunto c'erano questi grossissimi scontri politici. La situazione doveva essere piuttosto critica
poiché il 6 settembre del 1303, quindi 2 anni dopo, quando Ziglia, figlia del defunto Maffeo de Scovanigra, pronunciò i voti di povertà, castità e obbedienza davanti alla badessa ricca e al capitolo congregato, il capitolo era composto da 2 sole suore, remanese umana, e viene precisato che la presenza delle altre è impedita dalla potenza dei Templari. Questo è quanto sostiene appunto la badessa. Dal 1303 al 1309 cala il silenzio sulle vicende del convento e sembra che gli arresti appunto dei Templari in Francia e le disposizioni papali non abbiano raggiunto Mantova, perché lì non c'è nessuna inquisizione, non ci sono sequestri di beni, non c'è niente di niente. Lì tutto tace. Dobbiamo arrivare appena al 2 settembre 1309, quindi ormai i Templari erano già stati arrestati nel 1307 e quindi diciamo siamo già 2 anni dopo, per trovare un documento nel quale si parla appunto di un gruppo di abitanti di Bonafisso che denunciano frate Vitale, precettore della Domus Conventus Templariorum Santi Ioannis de Mantua, quindi vedete che ancora il convento era ancora possesso templare e veniva considerato in questa maniera, all'arciprete della cattedrale Giampaolo, delegato dal Papa a difendere le terre e i possessi che i detti abitanti avevano ed erano proprietà dei Templari. Quindi vedete c'erano ancora degli abitanti che praticamente loro si ritenevano sempre ancora sudditi dei Templari e quindi il convento di Mantova non era passato all'Inquisizione e non era passato nelle mani di nessun inquisitore. Però questo atto è erogato nella contrada dei frati predicatori nella casa degli inquisitori, ma non c'è detto niente, non si parla di inquisizione. Fra Vitale, che è sempre precettore di San Giovanni, del convento templare di San Giovanni di Mantova, non è detenuto. Lui vive a Cortancolfo, dove ci sono tante terre di proprietà templare, e lui ne usufruisce dei beni e di tutto quello che c'è in queste terre. Il 7 gennaio del 1310 Domino Tomasino De Figurato, che era procuratore della Badessa Ricca e del monastero di San Giovanni, si rivolse al vescovo di Mantova. Finalmente era stato nominato un vescovo, che era Jacopo Benfatti, al quale chiese di intervenire affinché fossero restituiti alle monache i beni che i Templari avevano loro sottratto con la forza e con la potenza laicale. A questo punto possiamo notare come l'insegnamento dei cavalieri nel monastero mantovano viene volutamente travisato e trasformato in una violenta usurpazione, mentre noi abbiamo i documenti che ci dicono come appunto erano le monache ridotte sul lastrico, non avevano di che mangiare, che si erano rivolte al maestro d'Italia Fra Bianco da Picazzano per avere l'aiuto e quindi naturalmente poi erano state assoggettate alla regola del Tempio. Altra richiesta, il 6 aprile del 1313, quindi siamo già abbastanza oltre, siamo diciamo nel periodo in cui l'ordine è stato già sciolto, l'ordine del Tempio. Il 6 aprile 1313 il medesimo procuratore della Badessa si rivolge nuovamente al vescovo di Mantova, e perché il vescovo di Mantova, come tutti quanti i vescovi d'Italia,
era stato incaricato dal Papa di applicare le sanzioni stabilite dal Concilio di Vienne, cioè naturalmente che dicevano che i beni del disciolto Ordine del Tempio dovessero passare all'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, ecco, e naturalmente dovevano anche prendere in consegna, diciamo, il personale templare. Ecco, quindi anche i conventi di San Giovanni avrebbero dovuto farsi carico dei templari. Invece noi abbiamo visto che la maggior parte degli ex templari non passarono ai giovanniti. Ecco, per esempio qua in Italia addirittura sono spariti, alcuni templari non si sa che fine hanno fatto. Nelle zone di Ravenna, l'arcivescovo di Ravenna, Rinaldo da Concorrezzo, ecco, lui non ha voluto nessuna inquisizione, lui è solo interrogato e li ha mandati assolti, quindi questi sono tornati alle loro case, alle loro famiglie, perché la maggior parte erano tutti di nobili famiglie emiliane e della Romagna. Ecco. In Spagna addirittura pensate che sono rimasti ancora nelle vecchie precettorie, perché noi sappiamo che addirittura fino al 1350 nella precettoria del Masdeu ci viveva ancora un templare. Pensate, gli altri li abbiamo visti morire man mano durante tutto il periodo, e naturalmente i giovanniti pagavano loro delle pensioni. Ecco, sappiamo per esempio che fra Pedro de Saint-Just, che era stato l'ultimo precettore della fortezza di Peniscola, prendeva 2000 lire di pensione all'anno. Ecco, quindi diciamo gli spagnoli hanno continuato per parecchio tempo a restare nelle vecchie precettorie, quindi diciamo che i giovanniti le hanno avute libere abbastanza tardi. Qui naturalmente il vescovo di Mantova doveva applicare le norme del Concilio di Vienna in merito appunto ai beni appartenenti ai templari, e la sede apostolica aveva affidato al vescovo di Verona frate Tebaldo, all'abate di San Zeno Giuseppe della Scala e al canonico veronese Giovanni della Fortuna di sistemare i beni ex templari. Però alle loro richieste, cioè alle richieste di questi che erano stati incaricati dalla sede apostolica di sistemare i beni ex templari, il vescovo disse che lui non poteva intervenire in merito, perché negli scritti in suo possesso non vi era alcun riferimento al monastero di San Giovanni Evangelista. Lui dice: a me il Papa non mi ha detto niente, non mi ha detto che cosa devo fare di questo monastero, se io lo devo dare da una parte, lo devo dare da un'altra, se lo devo incamerare io. E questo è quello che dice il vescovo. E naturalmente il contenzioso a questo punto si complica, perché giustamente intervengono i Cavalieri di San Giovanni, che loro dicono: se il Concilio di Vienna ha detto che i beni dei Templari devono passare a noi, e noi naturalmente vogliamo anche il convento di San Giovanni Evangelista di Insula Corno. Ecco. E quindi arrivano a Mantova i frati Martino di Pisa e Giacomo da Parma a nome dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, e naturalmente essi rivendicavano il possesso di questo convento. Dal 1317 al 1321, quindi 4 anni, la causa fra le monache e l'ordine degli ospedalieri fu affidata all'arciprete Zampaolo,
all'arcidiacono trentino Giovanni, e questi fece redigere da un notaio in un apposito documento tutti gli attestati inerenti al suo intervento. Cioè lui praticamente, io li ho letti, sono qualcosa come 20 pergamene, non fa altro che farsi raccontare dalle monache quello che noi sappiamo già, cioè che loro sostengono, le monache, che sono state, diciamo, che i templari si sono impossessati con la violenza del loro monastero. Ma noi sappiamo che non è vero niente, perché esistono le pergamene precedenti nelle quali si vede come appunto loro hanno chiesto, perché erano ridotte in miseria, avevano chiesto aiuto a Fra Bianco da Pigazzano. Ecco, quindi questi interventi dal 1317 al 1321 sono appunto tutte queste carte che però raccontano solamente tutte le bugie che queste suore si inventano. E naturalmente all'interno addirittura di una di queste pergamene del 15 febbraio 1318 viene affermato che tale processo è intentato dalle monache contro Fra Bianco da Pigazzano, che da mo' che se ne stava, che era morto e stramorto, ecco perché appunto Fra Bianco da Pigazzano, adesso ve lo dico subito, è morto qualcosa nel 1286, ecco, noi qui siamo nel 1318, quindi come faceva Fra Bianco da Pigazzano ad essere ancora vivo. Ecco, quindi però vengono naturalmente nominati anche i due frati giovanniti, che sono Fra Vitale e Fra Giovanni, che naturalmente loro rivendicano il possesso a nome appunto dell'Ordine di San Giovanni. E nel corso appunto di questa ultima fase dell'intervento si fa di nuovo riferimento alla munifica donatrice, la vedova Pomma Visconti, la quale, animata da zelo religioso e fervore di fede, fece costruire la chiesa di San Giovanni Evangelista, dotandola riccamente di molte terre e ponendola sotto la diretta autorità della Santa Sede. Quindi a questo punto adesso le monache si rifanno a quel vecchio privilegio che era stato concesso all'inizio, diciamo, della loro fondazione. E naturalmente venivano ricordati anche, siccome questo privilegio era stato riconfermato da Pasquale II, poi da Papa Alessandro III e anche da Clemente V, si ricordava questo privilegio. Finalmente nel 1336 le rivendicazioni delle monache ebbero termine, avendo ottenuto nuovamente l'indipendenza e tutti i loro beni. Si vede che i giovanniti non ne potevano più con queste donne insopportabili. Ecco, a chiudere il contenzioso fu per l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme Fra Napoleone de Tiberti, priore del priorato di Venezia. Era un grande personaggio, Napoleone de Tiberti, ed è stato lui quello che ha, diciamo, fatto tutte le pratiche anche in Francia per poter avere i beni ex templari, perché per esempio soprattutto in Francia non solo non è stato Filippo il Bello che non voleva dare ai giovanniti i beni templari, ma anche i suoi figli, che addirittura pretendevano di essere pagati per poter dare ai giovanniti quello che gli spettava per la concessione del Papa. Ecco, quindi Fra Napoleone di Tiberti ha viaggiato tantissimo, infatti lui è dovuto andare in Francia, ha dovuto girare anche per l'Italia settentrionale, anche in altre, è andato anche ad Avignone, eccetera, eccetera, perché appunto per poter finalmente sistemare la faccenda dei beni templari che dovevano venire appunto concessi adesso, passare all'ordine di San Giovanni. Ecco. E naturalmente adesso sappiamo che le monache sono 9. Al momento in cui la faccenda viene chiusa
e questo monastero finalmente, ecco, la smette di discutere con i Giovanniti, le monache sono 9, ecco, e il loro rappresentante è un maestro Dalmazio da Bologna, che era un procuratore e le rappresentava. Dopo la soppressione napoleonica il convento fu destinato ad usi militari e le monache vennero trasferite nel monastero di San Cristoforo. L'insieme degli edifici monastici di San Giovanni Evangelista e in Insula Cornu, posti fra le attuali via Portazzolo, Piazza d'Arco, Piazza San Giovanni e via Finzi, dopo essere stati usati come caserma, vennero rasi al suolo agli inizi del Novecento. Grazie. Domanda: queste qui fin dall'inizio sono sotto la Camera Apostolica. Sì. Come fanno a permettersi di fare degli atti in modo proprio? Cioè, lì solo il Papa poteva dire sono d'accordo, non sono d'accordo. Sì, però ad un certo punto... Come fanno a passare, cioè a vendere tutto in pratica ai Templari, ricavandone una casa, un pezzettino di posto per stare e un po' di soldi, senza l'autorizzazione papale alla quale loro sono soggette? Però in nessun documento, perché guarda, ti faccio vedere che ho pergamene così, sì, in nessun documento praticamente c'è un'autorizzazione della Santa Sede a fare questa cosa. Che poi sono state ripetute, l'hai detto tu, e da parecchi papi, quindi... Sì, addirittura l'ultima era di Clemente V. E poi perché si rivolgono sempre al Vescovo che loro non sono sotto la giurisdizione episcopale? Sì, difatti... Sono molto strane. Sì, ma difatti io penso che loro forse pensavano, siccome appartenevano la maggior parte di queste a famiglie molto nobili, molto importanti di Mantova, che potevano questi influenzare il vescovo di Mantova, perché difatti negli ultimi tempi loro tendono sempre, almeno se tu leggi le pergamene, tendono sempre a, con questi loro procuratori, influenzare le azioni del vescovo di Mantova. Però il vescovo di Mantova, e lui giustamente le manda al Papa, perché lui dice: io non ho niente che mi dica che voi non siete sotto la giurisdizione del vescovo di Mantova. Ecco. Quindi lì però per me era che prendevano un pochettino in giro tutti quanti, perché io sono convinta che siccome queste la maggior parte appartenevano tutte a famiglie nobili e quindi questi volevano mantenere i possessi in città e quindi tergiversavano anche col vescovo di Mantova perché naturalmente tutto restasse lì a Mantova. Questo, però tieni presente anche che agiamo in periodo di cattività avignonese. I papi sono ad Avignone, quindi certo, però insomma un delegato ce l'ha lo stesso il Papa in Italia che fa Sì, però è una situazione che addirittura c'è una pergamena praticamente del vescovo di Trento che interviene anche lui ad un certo punto, perché viene chiesto a lui un parere per come dirimere questa questione. Quindi io penso che non sapevano neanche loro più a che santo votarsi. Ecco. E difatti tu vedi che anche i Giovanniti insomma ci impiegano un bel po' di tempo, perché Napoleone dei Tiberti non era uno sprovveduto, era un grandissimo personaggio, se era riuscito a piegare la schiena ai re di Francia, ecco, però con le monache non la spunta. Ecco, e quindi gli tocca, per forza gli tocca mollare, perché quelle lì erano veramente terribili. Sì, oppure il gioco non valeva la candela, perché magari avevano poca roba e quindi era inutile spendere. No, guarda che avevano tantissimo, sì. Praticamente gran parte del contado, ti ho detto i nomi delle località, era tutto proprietà. Difatti c'è un documento che parla appunto di questi grossi possessi delle feminarum del Tempio, le donne del Tempio
Cattive. Cattive, va bene. Il prossimo diciamo prossimo venerdì del mese di ottobre, ecco, abbiamo la conferenza della nostra socia Carla Pizzol, che parlerà appunto della Giustina e del mulino di Bortoi, perché so che ci sono diversi rami della Giustina e del mulino di dove? Alle fosse. E i mulini alle fosse. Ecco, quindi io vi ringrazio di essere venuti e vi aspetto il prossimo 14 ottobre.